La musica sarda, e non solo, purtroppo è in lutto. Ci ha lasciati a 76 anni Paolo Nonnis, un nome che per tantissimi è una colonna portante del jazz. Un artista che ha preso il suono e l'anima della Sardegna e li ha portati sui palcoscenici di tutto il mondo. Questa non è solo la storia di un musicista, ma di una vera e propria forza della natura. Un terremoto di energia. Sentite che parole. Non sono mie, ma di chi lo conosceva bene, il suo collega e amico Michele Palmas. E onestamente non credo esista un modo più potente per descrivere l'impatto che ha avuto Paolo Nonnis. Questa frase, da sola, cattura tutta l'essenza di un uomo che non si è mai limitato a suonare, ma ha letteralmente trasformato la musica per chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare la sua strada. E per capire davvero la portata di questo terremoto, dobbiamo fare un passo indietro. La sua è una di quelle storie che sembrano quasi un film. Una storia che parte da un piccolo paese della Sardegna per arrivare fino alle luci delle metropoli americane. Un viaggio che ha davvero del leggendario. Parliamo di Paolo Nonnis, nato a Selargius nel 1950. Certo, batterista, direttore d'orchestra, insegnante, ma prima di tutto è stato un figlio della sua terra, un selargino che ha preso la sua passione e l'ha fatta risuonare, forte e chiara, in tutto il mondo. La sua passione, vedete, esplode prestissimo. Provate a immaginarvelo. Ha solo 14 anni. È il 1964 e inizia a suonare la batteria da autodidatta, con una grinta che poi se la porterà dietro per tutta la vita. Negli anni 60 infiamma la scena rock sarda con gruppi come i Blood, ma è negli anni 70 che arriva l'esperienza che gli cambia la prospettiva, le navi da crociera, le famose lowboats. Quello, capite, non è solo un lavoro, diventa la sua prima vera finestra sul mondo, il primo momento in cui si confronta con musicisti internazionali di altissimo livello. Ma quella finestra, a uno come lui, non poteva bastare. Paolo voleva entrarci dentro in quel mondo, voleva dominarlo, imparare dai migliori in assoluto. E per farlo c'era solo un posto dove andare. È così che inizia il capitolo più audace della sua vita, la grande sfida americana. Proviamo a fermarci un attimo a pensare al salto che ha fatto. Da un lato la scena musicale sarda degli anni 60, vibrante, piena di talento, certo, ma comunque emergente, con opportunità limitate. Dall'altro l'America degli anni 70, l'epicentro del jazz mondiale, una competizione spietata, la vera culla delle mitiche big band. Era un passo che richiedeva un coraggio e una determinazione, diciamocelo, fuori dal comune. E lui quel coraggio ce l'aveva eccome. Nel 77 prende e vola a Filadelfia. Attenzione, non va all'avventura, ci va per studiare. Si perfeziona con un certo Carl Mottola, un maestro dello stile big band, quel suono potente, orchestrale, una macchina ritmica perfetta che lui voleva imparare a domare. Inizia a suonare con la Al Raymond Big Band, assorbendo tutto il repertorio swing degli anni 40 e nel 1980 è pronto per lo step successivo, la capitale della musica, Los Angeles. A Los Angeles, Paolo Nonnis non diventa semplicemente uno dei tanti. No, diventa un protagonista, fonda le sue orchestre, collabora con i più grandi e soprattutto definisce il suo suono, quel suono potente e trascinante che diventerà il suo vero e proprio marchio di fabbrica. Diamo un'occhiata qui, perché i nomi parlano da soli. Nell'85 fonda la sua Paolo Nonnis Big Band a Los Angeles e si fa notare subito, ma è nell'89 che arriva la consacrazione. Fermiamoci un attimo a pensare a questo. Viene chiamato a guidare la mitica Buddy Rich Orchestra. Un ragazzo sardo di Selargius alla guida di una delle orchestre jazz più leggendarie della storia della musica. È un traguardo semplicemente incredibile. E il suo talento non passa di certo inosservato. Il suo album Just in Time, inciso con la sua big band, riceve un riconoscimento pazzesco dalla critica americana. 4 stelle. E in un mercato così competitivo, 4 stelle sono un sigillo di qualità assoluto. Sono la conferma che il suo successo oltreoceano è una solida, solidissima realtà. Ma cosa rendeva il suo stile così unico? Ancora una volta le parole di Michele Palmas ci illuminano. Paolo aveva un approccio in perfetto stile USA, pretendeva potenza, tensione costante, zero distrazioni. Lui non voleva un ascolto passivo, voleva che l'energia dell'orchestra colpisse il pubblico come una vera e propria onda d'urto. Dopo aver raggiunto vette così alte, dopo aver vissuto in pieno il sogno americano, moltissimi non sarebbero più tornati. Ma Paolo Nonnis non era come gli altri.
A un certo punto sente il richiamo delle sue radici e fa una scelta tanto coraggiosa quanto quella di partire. Decide di tornare a casa. E la domanda ovviamente sorge spontanea. Ma perché? Perché lasciare Los Angeles, le grandi orchestre, il successo per tornare in Sardegna? Cosa lo ha spinto a intraprendere il viaggio al contrario? La risposta è semplice e allo stesso tempo potentissima. Non è tornato per ritirarsi, per riposarsi. È tornato per restituire. La sua missione era portare in Sardegna tutto quel bagaglio incredibile di esperienza, quel rigore, quella disciplina e soprattutto quel suono. Voleva alzare il livello, importare una mentalità che qui all'epoca ancora mancava. Voleva dimostrare che anche in Sardegna si poteva suonare il jazz con la stessa qualità delle grandi capitali mondiali. E c'è riuscito, compiendo dei veri e propri miracoli, come quello del club Jazzino a Cagliari. Riuscire a far suonare una big band di 16 elementi, con tanto di pianoforte a coda e batteria, in una stanzetta di soli 9 metri quadri, e ottenere un suono avvolgente, perfetto. Beh, quella era la sua magia. Sapeva trasformare l'impossibile in un'esperienza indimenticabile. Però vedete, l'eredità di Paolo Nonnis non si misura solo in concerti o dischi. Forse il suo lascito più grande, più profondo, è quello che ha seminato come insegnante, come mentore, come maestro, con la M maiuscola. Aveva il suo metodo e su quello non si transigeva. Primo, disciplina assoluta, rigore. Secondo, la ricerca quasi ossessiva del suono d'insieme, dove l'orchestra doveva respirare come un unico organismo. E poi quella costante richiesta di energia. Lui non formava solo batteristi, lui formava musicisti completi, pronti a stare sul palco con una professionalità e una passione totali. E la sua influenza si è allargata a macchia d'olio, ben oltre la sala prove. Ha creato programmi didattici per le scuole come Jazz Adventure, ha insegnato alla scuola civica di Sinai, diventando un mentore per un'intera generazione di musicisti sardi. E pensate, ha persino insegnato ai tecnici del suono un modo tutto nuovo di concepire il suono di una grande orchestra. Siamo quasi alla fine di questo percorso e forse non c'è modo migliore per riassumere la sua eredità se non con la gratitudine di chi ha imparato da lui. Grazie per la disciplina, grazie per la passione, grazie per averci fatto sentire di Jazz Art Beat, il battito del cuore del jazz. Bellissimo. La sua scomparsa, è inutile girarci intorno, lascia un vuoto enorme. Il mondo del jazz, e in particolare quello sardo, ha perso una delle sue colonne più forti, più carismatiche. Ha perso un punto di riferimento che sarà insostituibile. E a volte, di fronte a una vita così piena, le parole più semplici sono le più vere. Grazie di tutto, Paolo. Un grazie che arriva dal cuore di un'intera comunità musicale e credo di poterlo dire, di un'intera isola. Concludiamo con una riflessione. Ci sono persone che portano un'isola nel cuore e mantengono sempre vive le proprie radici. E poi ci sono persone, molto più rare, che riescono a portare quell'isola nel mondo, facendola conoscere, facendola amare, facendola rispettare. Ecco, Paolo Nonnis è stato entrambe le cose. Un uomo che non ha mai dimenticato da dove veniva, ma che ha avuto la forza e il talento di portare il nome della Sardegna lassù, tra le stelle più luminose del jazz.